Eder. Mek. Pallister. Il caso della morte di Liliana Resinovic, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste, ha recentemente subito una svolta significativa grazie all'impiego di nuove tecnologie forensi. Il 19 maggio 2025, il consulente informatico forense Nicola Chemello, già coinvolto nella prima fase delle indagini, inizierà una nuova analisi approfondita sull'iPhone e sul Samsung in uso a Liliana. Questa volta le indagini si avvarranno di tecnologie avanzate che permetteranno un'estrazione completa del full file system, consentendo il recupero di dati precedentemente inaccessibili, come messaggi cancellati, cronologie di navigazione e fotografie risalenti anche a diversi anni prima. Questa metodologia supera le limitazioni delle precedenti analisi, che si basavano su tecniche di file system o logica avanzata disponibili nel 2022. Liliana era solita cancellare quasi tutti i messaggi inviati o ricevuti. Tuttavia, alcune ricerche effettuate sul suo smartphone, come divorziare senza avvocato e quanto tempo serve per ottenere un divorzio, sono state recuperate. Inoltre, aveva cercato appartamenti a Trieste di piccole dimensioni, tra i 40 e i 60 metri quadrati, suggerendo un possibile desiderio di cambiamento nella sua vita personale. Uno dei due dispositivi, in particolare, veniva usato prevalentemente per giocare, mentre l'altro era destinato alla comunicazione e alle ricerche online. Oltre a Chemello, altre figure di spicco nell'ambito dell'informatica forense sono state coinvolte nel caso. Michele Vitiello è stato nominato consulente dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana, e attualmente indagato per omicidio. Francesco Zorzi rappresenta Sergio Resinovic, fratello della vittima, mentre Paolo Reale, noto per il suo coinvolgimento nel caso di Chiara Poggi, è stato scelto come consulente dalla nipote Veronica Resinovic. Reale, cugino della stessa Chiara, fu uno dei primi a scendere in campo nel caso di Garlasco e oggi è considerato tra i più esperti nel campo dell'informatica forense. Vitiello ha spiegato che fino ad oggi dai sistemi informatici di quei telefoni sono state fatte delle copie forensi solo con la tecnologia disponibile all'epoca, ovvero con modalità file system o di logica avanzata. Da un po' invece c'è stata un'innovazione nel mondo della mobile forensics. L'estrazione full file system, ora disponibile, consente di recuperare dati che in passato non era possibile rilevare, anche risalenti a parecchio tempo prima, a patto che non siano stati sovrascritti. Potrebbero emergere nuove immagini, elementi della cronologia di navigazione o messaggi che rivelino se Liliana cercava conforto in qualcuno. Ogni minimo dato può essere utile per ricostruire gli ultimi mesi della sua vita. Vitiello ha aggiunto che, sebbene in questo caso operi per la difesa, collabora abitualmente con 57 procure e ritiene fondamentale che si facciano le cose al meglio, con tutti gli strumenti disponibili. Ha anche auspicato che la procura metta a disposizione delle parti la copia forense completa delle memorie analizzate, così che ciascun consulente possa esaminare i dati e contestualizzarli, nella speranza che emergano nuovi elementi su cosa sia realmente accaduto a Liliana. Va inoltre sottolineato che la copia forense della GoPro installata da Visintin sulla sua bicicletta è già stata completata. Secondo Vitiello, per quel tipo di memoria è stato già tecnicamente fatto tutto il possibile. Intanto, la perizia medico-legale condotta dall'antropologa forense Cristina Cattaneo ha escluso in modo netto l'ipotesi del suicidio, suggerendo invece che Liliana sia stata uccisa il giorno stesso della sua scomparsa. Secondo le analisi, il corpo sarebbe rimasto nel luogo del ritrovamento per circa 20 giorni, senza segni di congelamento, e la causa della morte sarebbe una forma di asfissia meccanica esterna. Queste conclusioni hanno portato la procura, oggi guidata sul fascicolo dal PM Ilaria Lozzi, a riaprire formalmente le indagini, predisponendo nuovi accertamenti e acquisizioni tecniche. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, ha espresso pubblicamente la convinzione che la sorella sia stata vittima di un brutale femminicidio e ha accusato apertamente il marito Sebastiano Visintin, sostenendo che questi non voleva perdere la propria stabilità economica e ha chiesto di indagare anche sulla presunta scomparsa di 20.000 euro. La cugina di Liliana, Silvia Radin, ha inoltre sollevato interrogativi inquietanti su almeno 5 telefoni cellulari in possesso di Visintin,
uno dei quali sarebbe stato formattato, mentre sugli altri non ci sarebbero tracce rilevanti. Dettaglio che ha alimentato nuovi sospetti sulla possibile eliminazione di prove digitali. Le nuove analisi sui telefoni di Liliana, dunque, si preannunciano cruciali. Grazie all'impiego delle tecnologie più avanzate e al lavoro congiunto di alcuni dei più esperti informatici forensi italiani, le autorità sperano finalmente di far luce sulle zone d'ombra che ancora avvolgono questa tragica vicenda. Nelle prime ore del 4 maggio 2025, una serata di svago si è trasformata in tragedia a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Intorno alle 4 del mattino, nei pressi della discoteca Baita al Lago, situata in via Pagnana, è scoppiata una violenta rissa tra giovani. Durante lo scontro, 2 ragazzi sono stati accoltellati. Uno di loro, un 20enne residente in provincia di Padova, è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale civile di Castelfranco Veneto a causa delle gravi ferite riportate. L'altro, un 22enne della provincia di Treviso, è stato ricoverato in condizioni critiche ed è attualmente in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell'accaduto e hanno condotto in caserma 2 coetanei, attualmente sottoposti ad accertamenti, per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. La discoteca Baita al Lago era già stata oggetto di attenzione da parte delle autorità in passato. Nel 2015 il locale era stato chiuso per 2 mesi su decisione del questore di Treviso, Tommaso Cacciapaglia, a seguito di episodi di violenza e disturbo della quiete pubblica. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e identificare i responsabili dell'aggressione. La comunità locale è scossa da quanto accaduto e le autorità invitano chiunque abbia assistito ai fatti a fornire informazioni utili alle indagini. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2025, un tragico episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Caleppio di Settala, un sobborgo a sud-est di Milano. Un uomo di 50 anni di origine marocchina ha ucciso a coltellate la moglie 43enne, anch'essa marocchina, davanti alla loro figlia di 10 anni. È stata proprio la bambina in preda al terrore a chiamare il 118, riferendo «Papà ha ucciso mamma». I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno trovato la bambina fuori dall'appartamento al 3° piano dell'edificio in via Cerca, seguita dal padre in evidente stato di alterazione. All'interno dell'abitazione i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, colpita da numerose coltellate. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo familiare e trasferito nel carcere di San Vittore. La figlia, illesa ma profondamente scossa, è stata affidata a un parente. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e dal Nucleo Investigativo di Milano, sono in corso per chiarire le circostanze dell'omicidio e verificare l'eventuale presenza di precedenti denunce o episodi di maltrattamenti. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra i coniugi. Questo ennesimo femminicidio riaccende l'attenzione sulla necessità di interventi efficaci per prevenire e contrastare la violenza domestica, proteggere le vittime e fornire supporto adeguato ai minori coinvolti in simili tragedie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.